Il matto del barbiere è uno dei trucchi più comuni in cui cadono i giocatori principianti, eppure anche giocatori dell'elite mondiale possono cascarci, possono subire, possono ricevere un matto del barbiere. Ciò è accaduto nel campionato del mondo semilampo tenutosi pochi giorni fa, poche settimane fa, a Samarcanda in Uzbekistan, e la vicenda ha protagonista un giocatore indiano, Ganguly, con 2645 punti elo, un giocatore nell'elite mondiale che giocava contro il giovane giocatore locale uzbeko molto promettente Madaminov. In questa partita il bianco, addirittura da bianco, perderà in solo 8 mosse per via dello schema di matto del barbiere. Vediamo quindi cosa è successo nella partita. Il bianco inizia con E4, una partita di gioco aperto. Il nero a questo punto gioca E5. Il bianco gioca cavallo F3. A questo punto le mosse principali sono due: o cavallo C6 o cavallo F6. Cavallo F6 è la difesa petro-russa. Nero gioca cavallo C6, che è la mossa più popolare. Ora alfiere C4, che introduce la partita italiana, è una delle mosse più popolari. Alfiere B5, la partita spagnola o Ruy Lopez, è un'altra delle aperture più popolari in assoluto. Il bianco gioca un'apertura un po' meno comune, che è D4, che è la scozzese. A questo punto il nero, per non stare peggio, deve prendere il pedone in D4, perché altrimenti il bianco o prende in E5 o spinge il suo pedone in D5 con vantaggio di spazio e di centro schiaccianti. Il nero prende, cavallo per D4. A questo punto alfiere C5 è una delle mosse principali, così come cavallo F6, no? Un'altra delle mosse principali. Ebbene il nero non gioca nulla di tutto questo. Il nero qua gioca a questo punto una mossa, sono tante possibilità, ripeto, quindi sviluppo normale. Il nero gioca donna F6. Donna F6, una mossa poco comune, perché la donna, tra l'altro, inizia già a creare pressione contro F2, che è una casella di matto, appunto una delle caselle tipiche del matto del barbiere. Fa pressione contro il cavallo. C'è anche da dire che non è una mossa molto naturale, perché priva il cavallo in G8 della sua casella naturale di sviluppo. Il cavallo voleva andare in F6, ora non potrà più andarci, però può guadagnare un tempo contro il cavallo del bianco. A questo punto il bianco segue l'ultimo grido della teoria, che è tornare con il cavallo in F3. Perché tornare con il cavallo in F3 è molto comune? Perché si può prendere in C6, però il nero può riprendere, può addirittura giocare l'intermedia alfiere C5, come vedremo, che attacca F2. Il cavallo può anche tornare in B3, ma anche proprio gli ultimi libri di teoria consigliano tornare con il cavallo in F3, dove sembra che il bianco ha perso due tempi apparentemente, però la donna non è ben sviluppata. In più il bianco potrà attaccare la donna magari con mosse come cavallo C3, D5, alfiere G5, il bianco potrà svilupparsi in modo rapido ed efficace. E il bianco ha anche il grande centro contro il piccolo centro, perché il pedone in E4 è dominante e in quarta traversa il pedone nero difficilmente potrà andare in D5, probabilmente si fermerà in D6. Il bianco così sta meglio. Ora il nero gioca una mossa molto intelligente, perché l'alfiere sembra che debba andare in C5, no? Il nero gioca alfiere B4 scacco. Perché? Perché allora alfiere C5 è una mossa di sviluppo buona, ma il bianco giocherebbe cavallo C3, dove questo cavallo vuole saltare in D5 o in B5, meglio in D5. Il punto è che la donna è mal posizionata. Se il bianco riesce a giocare cavallo D5 guadagnerebbe un tempo contro la donna nera, attaccherebbe C7. Il nero sarebbe già in difficoltà, il nero sarebbe messo alle strette. Per questa ragione la mossa del nero è molto interessante. Alfiere B4 scacco. Il punto è che ora cavallo C3 non è granché, perché il cavallo verrebbe preso e qua il nero guadagnerebbe un pedone. C'è anche un attacco doppio a re e torre. La donna può venire attaccata, ma il nero si sposta, non so, in C5, in F6. Il bianco avrebbe, grazie alla coppia degli alfieri eccetera, del compenso per il pedone in meno, ma il nero sarebbe comunque preferibile, no? Un pedone è un pedone, non dimentichiamoci. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco
Abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Il cavallo C3 non è ideale. Alfiere di 2 poteva essere un'alternativa, però alfiere di 2 permette al nero di cambiare dei pezzi e in più lascia il pedone in B2 imprese, la torre sarebbe anche attaccata, sarebbe un problema. Quindi qua, dopo cavallo F3, alfiere B4, il bianco sceglie di giocare C3, parando lo scacco con tempo, allorché l'alfiere del nero torna in C5. Quindi apparentemente il nero ha perso un tempo, ma il nero l'ha fatto volontariamente perché ora il cavallo non ha più la casella di sviluppo naturale in C3 da dove può infastidire la donna nera, portandosi poi nell'avamposto in D5. A questo punto il bianco avrebbe dovuto giocare alfiere 2, che è la mossa più forte, per poi arroccare magari cavallo di 2. La posizione forse è minimamente preferibile al bianco, ma tende alla parità e sarebbe pressoché pari. Invece qua il bianco gioca una mossa già imprecisa e gioca alfiere di 3. L'idea del bianco è che l'alfiere potenzialmente sarà più attivo, il bianco vuole svilupparsi, vuole giocare alfiere G5, magari preparare la spinta in E5, aprire l'alfiere con eccellente posizione. Però c'è un problema, l'alfiere in D3 non è molto solido in questo caso, c'è un attacco raggi X contro F2 come vedremo. Il nero, è vero che se un giorno il bianco si sviluppa, spinge in E5, l'alfiere sarà attivo, però il nero gioca cavallo E5 con una mossa estremamente interessante. Qual è l'idea di cavallo E5? Il nero vuole semplicemente catturare la coppia degli alfieri del bianco con leggero vantaggio. E a questo punto il bianco potrebbe giocare alfiere E2, dove il nero potrebbe prendere in F3, poi il nero potrebbe continuare lo sviluppo in posizione circa pari. E invece il bianco ha commesso un errore decisivo, il bianco ha preso in E5. Probabilmente il bianco si aspettava donna per E5, dopodiché avrebbe arroccato, magari poi qua il bianco sposta il re in H1, spinge in F4, quindi diciamo che qua quindi il bianco giocherà re H1, abbiamo detto, re H1, F4, E5, il cavallo può saltare, no, verso il centro, questo alfiere sarà forte su questa diagonale, ma c'è un piccolo problema, che dopo cavallo per E5 la partita finisce immediatamente. Che ora il bianco ha aperto la colonna F, i due pezzi convergono su F2, quindi donna per F2, scacco matto, da non crederci. E la partita finisce immediatamente. Un giocatore con 2645 punti, era un giocatore nell'elite mondiale, ha perso in solo 8 mosse da bianco. Ovviamente questo non è, diciamo, il tema, il modo più comune in cui il bianco può prendere il matto del barbiere. Diciamo che magari a livello di principianti il metodo più comune potrebbe essere il seguente, no? Magari svilupparsi così, nero attacca F2, il bianco non lo vede, gioca magari qua cavallo F3 e prende matto. Però ok, diciamo che il bianco spesso inizia con cavallo F3 e qua diciamo che in questa partita è stata una variante, no, del matto una deviazione per poi prendere in F2, quindi molto importante conoscere appunto queste reti di matto, questi temi, per non cadere in questi trucchi e sfruttare gli errori nemici. Se anche un top player è caduto in questa trappola può cadere chiunque, quindi sempre ci sarà la possibilità di poter vincere con questo schema, con questa rete di matto.